La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG Serali di Prealpina.it. Apriamo parlando di Covid-19 e con una buona notizia perché non ci sono più pazienti in rianimazione a causa del Covid all'ospedale di Busto Arsizio. L'ultimo è stato dimesso nella giornata di oggi. Il direttore medico della struttura bustese, Adelina Salzillo, spiega: continuiamo a registrare segnali incoraggianti con un sostanziale azzeramento da qualche giorno degli accessi nelle aree Covid dei pronto soccorso. All'ospedale di Busto Arsizio sono riprese a pieno ritmo sia le visite ambulatoriali sia le operazioni chirurgiche programmate. A oggi sono ricoverati nelle sedi della ASST Valle Olona 39 pazienti Covid-19, a Busto Arsizio 14, a Saronno 9, al Sant'Antonio Abate di Gallarate 16. La cronaca anche oggi, senza esito le ricerche in Valgrante di Enrico Ferrazzi, la cardanese di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Era partito da Cicogna, intenzionato a raggiungere un alpeggio distante circa 3 ore di cammino dal luogo in cui ha lasciato l'auto. Il 65enne però è stato visto l'ultima volta sabato pomeriggio intorno alle 17:30 a Pogallo da un escursionista che lo ha notato vicino ad una fontana mentre si abbeverava. Poi si sono perse le tracce, le ricerche continuano. Ancora cronaca, la Polizia Postale delle Comunicazioni di Varese, all'esito di una perquisizione delegata dalla Procura di Palermo, ha arrestato un 60enne italiano residente in provincia per detenzione di munizionamento tipo guerra. L'uomo è stato portato al carcere dei Miogni. L'indagine è iniziata in seguito alle denunce presentate dai genitori di alcune bambine per il reato di adescamento di minori online. Durante le indagini, infatti, gli investigatori hanno scoperto che il varesino era attivo online da alcuni anni e, agendo da solo, adescava bambine di età compresa fra i 10 e i 12 anni. Sequestrati durante la perquisizione, oltre a un coltello a serramanico e uno a scatto con una lama di circa 40 cm, centinaia di cartucce anche riconducibili a quelle da guerra. Ed ora andiamo a Gallarate, ispezione in piazza Giovanni XXIII dell'architetto Marcello Morandini, affiancato dal sindaco in vista della riqualificazione dell'area. Tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Veronica De Riu. Siamo a Gallarate in piazza Giovanni XXIII, piazza della stazione, lunedì 14 giugno, in corso un sopralluogo dell'archistar, il maestro Morandini, che dopo aver ridisegnato e ripensato Varese fa tappa a Gallarate. Evidentemente il progetto al momento non è svelato, ma se il maestro Morandini ha fatto tappa qua in città è evidente che ci sia una collaborazione, quantomeno un'idea per riqualificare e impreziosire questa piazza della stazione di Gallarate. È in corso il sopralluogo e fra i presenti c'è il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani. In chiusura lo sport, pallacanestro, accordo raggiunto tra il capitano di Varese Giancarlo Ferrero e l'Open Job Metis. Il nuovo contratto prevede il legame fra le parti per le prossime 2 stagioni con opzione per la terza. L'ala di 33 anni, che veste la maglia biancorossa dal 2015, ha accettato la proposta della società varesina su prospettive economiche differenti rispetto a quelle del precedente contratto che era stato stipulato nel 2019. Bene, come detto, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buona serata, appuntamento domani.